di protezione civile, giustamente. Direi che fin da subito l'incendio si presentava di dimensioni estese e ci ha preoccupato. Ci siamo messi subito in contatto con le autorità tecniche che di solito intervengono in questi frangenti, prima di tutto l'ARPA. Abbiamo accolto un suggerimento, il primo suggerimento era quello di chiudere le finestre, di invitare la popolazione della cittadinanza a chiudere le finestre e a chiudere anche gli impianti di riscaldamento e di condizionamento. Questo perché c'era la possibilità che i fumi, di cui nonostante le assicurazioni dei proprietari dell'immobile non dovessero contenere sostanze nocive, in particolare gravità tipo diossine, comunque dovevamo attendere i risultati delle prime indagini fatte appunto dall'ARPA. Ci siamo anche attivati perché il messaggio giungesse alla maggior parte della popolazione, quindi abbiamo interpellato i mezzi di comunicazione come Radio Delta e Digita, la televisione regionale, successivamente attraverso gli altoparlanti, le macchine della polizia locale abbiamo cercato di percorrere il maggior numero possibile di cittadini, chiaramente privilegiando le vie che stavano attorno alla fabbrica per giungere proprio attraverso dei cerchi concentrici poi alle genti, agli abitanti che stavano nei quartieri periferici. Credo che, non so se siamo riusciti ad arrivare in tutta la città, però il trattato stesso, la comunicazione, la radio, la televisione, i network, per si voglia altro mezzo, hanno fatto sì che credo che il messaggio poi fosse arrivato un po' a tutti. Sono apparsi fin dall'inizio che nei primi esami sommari che probabilmente non c'era pericolo di diossine, formazione di diossine. Però nell'attesa di avere la certezza di questi esami abbiamo fatto un'ordinanza con cui si invitava la popolazione a non consumare verdure o frutta raccolte nella zona di caduta di eventuali fumi o eventuali polveri. Ecco. Fino questo è andato avanti dal giovedì fino alla mattina del sabato, che è stato il giorno in cui sono arrivate le indagini dell'ARPA, che hanno confermato che c'erano solo tracce di diossina al di sotto dei limiti